È quasi tutto pronto per la seconda corsa dopo aver sostituito il Salchi ad Oralice, che abbiamo visto non aveva tanta voglia di farselo cambiare. Sono tutti in zona partenza, bisognerà attendere soltanto Doralice, appunto, che inquadrata dalle telecamere deve girare per tornare alle spalle dell'autostart. La favorita della prova è Damaris Griff, una corsa per 3 anni, femmine non vincitrici di 7.500 euro nella carriera, seguita al gioco la portacolori del signor Antonio Favilla, che è alla prima uscita per Enrico Bellei. Non corre da 6 mesi, però è stata seguita in maniera importante al betting. Si va in partenza, non c'è con l'8 Demetra Gas, sono così in 8 proprio al via. 1 Doralice Roberto Vecchione, 2 Damaris Griff Enrico Bellei, 3 Duchessa BFC Vincenzo Piscuoglio dell'Annunziata, 4 Dea Alter Carmine Piscuoglio, 5 Diana Bye Bye Francesco Pettinari, 6 Dolce Indal Luca Lovera. Seconda fila 7 Diva Spritz Manuel Pistone, 9 Don Dap di Celle Marco Stefani. L'allineamento è completato lungo la curva di sinistra, l'autostart entra in retta, tende a perdere un po' l'ala dal 6 Dolce Indal e si parte con la velocità da parte di Damaris Griff, che contiene Dea Alter. Si installa al comando, prova ad insistere Dea Alter all'imbocco della prima piegata nei confronti di Damaris Griff, la quale rientra alla rivale. E le due proseguono in lotta, prendono vantaggio nei confronti di Doralice dopo 200 metri addirittura in 14,1. Alla fine Damaris Griff tiene la testa, De Alter prova a riprendere in mano per farsi posto, non in seconda posizione, perché lì c'è Doralice, forse in terza. 400 che intanto se ne vanno in 29, c'è stato strappo e avanza subito all'esterno Don Dap di Celle, con Marco Stefani che dà la puntata in avanti. Si va a proporre a lato di Damaris Griff, che aveva appena provato a riprendere in mano. Non c'è tregua per l'allieva di Enrico Bellei, 45,2. Per i primi 600 metri di corsa Damaris Griff in vantaggio, Don Dap di Celle allo scoperto. In seconda pariglia esterna il 6 di Dolce Indal, mentre sempre seconda sotto è Doralice a precedere Dea Alter. Muove in terza ruota Duchessa BFC dall'ultima posizione. Corsa mossissima, 31,1 questi 400 metri, ma c'è stato un parziale in mezzo anche lì. 1 minuto per la metà gara, Damaris Griff è in vantaggio, Don Dap di Celle allo scoperto. In mezzo alla pista prova ad avanzare Duchessa BFC, allo steccato in agguato c'è sempre Doralice. Poi in pariglia Dolce Indal, mentre attacca con decisione Don Dap di Celle nei confronti di Damaris Griff e tende a sbarazzarsene a palo lontano. A 400 dalla conclusione, passata Don Dap di Celle, che prova a fuggire da Dolce Indal, che si mette sulle sue tracce. In difficoltà invece al largo Duchessa BFC, cerca spazio anche Diva Spritz. A 200 dalla conclusione Don Dap di Celle e Dolce Indal che vanno a lottare in retta d'arrivo, con Don Dap che si difende, ma Dolce sta attaccando all'esterno e passa nei confronti della rivale. Dolce Indal che nel finale passa e vince su Don Dap di Celle, mentre per il terzo posto Diana Bye Bye ha ragione di Diva Spritz. 39 la chiusono, 15,4 ragguaglio cronometrico per il successo di Luca Lovera in sediolo a Dolce Indal. Marino Lovera al training, la scuderia quiriniana alla proprietà della figlia di Trixton e Tabata Roba S, che rivediamo nel finale vincere di 1 lunghezza e mezza nei confronti di Don Dap di Celle, che corre bene all'esterno, ma si deve accontentare della seconda moneta. Al terzo posto è Diana Bye Bye.